Salve a tutti, facciamo ora due esercizi, uno sulla terza legge di Keplero e un altro nel quale calcoliamo a che altezza si trovano i satelliti geostazionari. Quindi la terza legge di Keplero dice che è una costante per ogni pianeta il rapporto tra il cubo del semiasse maggiore e il quadrato del periodo di rivoluzione. Quindi adesso diciamo che ci interessa fare questo calcolo per Giove. Allora adesso, per non complicare, diciamo che uso le lettere maiuscole A e T per Giove, le lettere minuscole A e T per la Terra. Quindi qua il semiasse maggiore di Giove nel suo moto intorno al Sole 778 milioni di chilometri, invece per la Terra è 150 milioni di chilometri. E ci chiediamo quanto tempo impiega Giove a fare un giro intorno al Sole. Quindi questo rapporto è una costante, quindi A maiuscolo è la terza fratto T maiuscolo è la seconda è uguale A minuscolo è la terza fratto T minuscolo è la seconda. Visto che ci interessa proprio T maiuscolo, quello che dobbiamo trovare, allora ribaltiamo entrambe le frazioni. T maiuscolo al quadrato fratto A maiuscolo è la terza, e qui uguale ribaltiamo. Moltiplichiamo con A maiuscolo alla terza e troviamo quello T maiuscolo alla seconda, uguale a questo, e noi ci interessa T senza la seconda, quindi dobbiamo fare la radice quadrata. Però vediamo che qua questo T minuscolo al quadrato, facciamo radice quadrata, diventa T. E qua abbiamo radice di, e questi due A maiuscole e minuscole possiamo metterli in parentesi alla terza. Così è proprio chiaro il rapporto tra questi due. Quindi nel prossimo passaggio mettiamo il rapporto tra A maiuscolo e A minuscolo. Vediamo qua, non serve scrivere tutto il valore lungo perché qua sono milioni di chilometri, qua sono milioni di chilometri. Facciamo il rapporto è 778 fratto 150. Quindi questo rapporto lo mettete alla terza, fate la radice quadrata e trovate che è circa 11,8. Adesso io non ho messo un valore per t, ma t è l'anno terrestre e infatti questo volevo far notare, che qua se t lo mettete in anni, dite un anno e trovate 11,8 anni per Giove. Se invece mettete 365 giorni, fate 11,8 per 365 e trovate il numero di giorni che impiega Giove ad andare intorno al Sole e così avanti. Era interessante osservare questo. Allora, adesso un'altra cosa. A che altezza si trovano i satelliti geostazionari? Cosa sono i satelliti geostazionari? Sono quelli che si trovano sempre allo stesso punto rispetto all'osservatore. Se un osservatore sulla superficie terrestre lo vede come fermo. E perché? Perché impiega esattamente 24 ore a fare un giro intorno alla Terra, quindi gira come la superficie terrestre. Quindi il periodo di questo satellite, qui si muove a una certa altezza, è 24 ore. Lo scriviamo in secondi. Se voi vi fate il calcolo, 24 ore sono 86.400 secondi, ma lo scriviamo in notazione scientifica con un numero tra 1 e 10, quindi 8,64 per cosa? Qui abbiamo 8 e qualcosa, qui 80.000 e qualcosa, da 8 a 80.000 abbiamo moltiplicato con 10.000, 10.000 e 10 alla quarta secondi. Qua ho messo anche la massa della Terra, 5,97 per 10 alla 24 kg. E va bene, allora la forza di attrazione gravitazionale tra la Terra e il satellite, costante gravitazionale, massa della Terra, massa del satellite, fratto questa distanza al quadrato. Attenzione, cos'è questa distanza? È la distanza tra il centro della Terra e il satellite. A noi in realtà alla fine ci interesserà trovare questo h, che è l'altezza del suolo, ma lo troviamo semplicemente facendo una sottrazione alla fine. Adesso ci calcoliamo R, la distanza tra il centro della Terra e il satellite, poi alla fine si fa una semplice sottrazione. Ok, allora questa forza di attrazione gravitazionale tra la Terra e il satellite è uguale a che cosa?
una forza è uguale massa per accelerazione, qui la massa che si muove è il satellite, metto la massa del satellite, l'accelerazione cosa metto? L'accelerazione che si ha nel moto circolare uniforme, quindi questo si muove di moto circolare uniforme intorno alla Terra. Se andate a vedere le formule di moto circolare uniforme trovate che l'accelerazione è v al quadrato fatto r, v è la velocità con la quale si muove il satellite. E adesso ci serve ancora questo, sempre del moto circolare uniforme, a cosa è uguale a v, 2rp fratto t il periodo, che è proprio 24 ore. Ma questa formula non è misteriosa, è spazio diviso tempo, e se si trova se si muove lungo una circonferenza di raggio r, compierà un giro, il giro sarà lungo 2r per p, la lunghezza circonferenza, e questo lo farà nel tempo, che è appunto il periodo, il tempo in cui fa un giro. Va bene, allora adesso qua la massa del satellite si semplifica, non dipende dalla massa del satellite, g per m fratto r al quadrato è uguale, allora qui al posto di v al quadrato fatto r metto 1 fratto r per v al quadrato. Al posto di v al quadrato metto tutto questo al quadrato e scambio un po' l'ordine, 4p al quadrato, r al quadrato fratto t al quadrato. Qua vado a semplificare r con la seconda potenza e qua moltiplico con tutti e due i denominatori, voglio eliminare tutti i denominatori, r al quadrato per t al quadrato. E allora questo termine qua a sinistra, r al quadrato va via, ma devo moltiplicare con t al quadrato, gm t al quadrato, invece a destra t al quadrato va via, devo moltiplicare con r al quadrato, 4p al quadrato, abbiamo già r, per r al quadrato, r alla terza. E adesso, perché ci interessava proprio r, dividiamo con 4p al quadrato, quindi troviamo r alla terza, questo fratto 4p al quadrato, questa è r alla terza, allora r è la radice cubica di questa frazione. E adesso mettiamo i valori sotto la radice cubica, qui mettiamo il valore di g, la costante gravitazionale, la massa della Terra 5,97 per 10 alla 24 kg, e mettiamo t al quadrato, attenzione al quadrato, quindi metteremo 8,64 al quadrato, 10 alla 4 al quadrato e 10 alla 8 secondi al quadrato. Qua tutto fratto 4p al quadrato, chilogrammi, se da semplificare con la seconda potenza qua dei chilogrammi. Mettiamo a parte i numeri e le potenze di 10, 6,67 per 5,97 per 8,64 al quadrato fratto 4p al quadrato, e qui mettiamo le potenze di 10, 10 alla meno 11 per 10 alla 24 per 10 alla 8. E poi cosa rimane qua delle unità di misura? Allora qui abbiamo Newton e altro, adesso Newton lo scrivo per esteso come chilogrammo, metro, fratto, secondo al quadrato, questo viene dalla seconda legge di Newton. Ho scritto solo Newton finora, allora devo mettere ancora metri al quadrato, secondi al quadrato, fratto, chilogrammi. Adesso chilogrammi semplificano, secondi al quadrato semplificano, e qua rimarrà metri per metri al quadrato e sono metri alla terza, sotto la radice terza va bene. Allora, se voi calcolate la calcolatrice scientifica tutto questo trovate 75,4, qua con gli esponenti dovete fare meno 11 più 24 più 8 e trovate 21. Bisogna fare ancora la radice cubica, radice cubica è 75,4, fate con la calcolatrice trovate 4,22. Qua per la potenza di 10 viene proprio bene che facendo la radice cubica l'esponente si divide con 3, 21 diviso 3 è 7, quindi 10 alla 7. Qua radice cubica e metri cubici sono metri. Vabbè, ho trovato che questo R è 4,22 per 10 alla 7 metri, ma lo esprimo in chilometri, quindi qui 1000 metri è un chilometro, qui al 10 alla 7 lo scrivo come 10 alla 4 per 10 alla 3, quindi 10 alla 3 metri è un chilometro, quindi 4,22 per 10 alla 4. E questo, visto che non è tanto grande questo esponente, proprio lo scrivo per esteso, 10 alla 4 è 10.000, 4 è qualcosa per 10.000 e 40.000 è qualcosa, 42.200 km. R è 42.200 km, ma devo sottrarre il raggio terrestre per trovare H finalmente, devo sottrarre il raggio terrestre che è 6.370 km e allora trovo 35.830 km. I satelliti geostazionari stanno a un'altezza di circa 36.000 km.
Per favore mettete un mi piace.